Dal Palastraelle di Borgoricco per commentare la finalissima valida per l'assegnazione del titolo regionale Under 19 maschile. In campo le due formazioni che di fatto hanno raccontato un po' la storia del volley giovanile, da una parte la formazione del volley Treviso e dall'altra della Chioene Padova. Due squadre, due società che sono state protagoniste anche negli anni passati di questa finale di categoria e che per quanto sono i presupposti della vigilia si spera daranno spettacolo proprio su questo palcoscenico che oggi ha già ospitato la finale terzo-quarto posto sempre per l'Under 19 maschile. Ricordiamo in campo c'erano le formazioni della Pallavolo Massanzago e della Cavana sul Sile Zero Branco, che di fatto ha visto la vittoria della formazione della Cavana sul Sile Zero Branco, che si è imposta sulla Pallavolo Massanzago, strappando quindi il bronzo in questa finalissima regionale. Allora, come dicevamo, a brevissimo scopriremo anche i sestetti che verranno schierati in campo per dare inizio a questo big match. Noi intanto facciamo un excursus storico, ovvero nelle ultime 3 stagioni prima della pandemia, quindi nel 2019 e 2018, Padova si è imposta riuscendo quindi a conquistare il titolo regionale. Nel 2017 invece il titolo andò a Treviso, per cui si fa fatica a fare anche dei pronostici, perché veramente le due formazioni sono molto attrezzate dal punto di vista dei giocatori, ma anche del gran lavoro che viene fatto dallo staff tecnico. Ricordiamo che nella finale interprovinciale il Volley Treviso ha superato il Cosmos e si è qualificata per la finalissima. Padova invece è arrivata alla finalissima superando Massanzago per 3-7-0. Quindi dicevamo appunto qui al Palastraelle di Borgoricco c'è grande attesa per vedere chi la spunterà tra queste due formazioni. La temperatura è molto calda sia all'esterno che all'interno del palazzetto, perché ovviamente tanti sono i supporter che si sono presentati qui per sostenere i propri beniamini. Quindi da una parte vedremo appunto la formazione patavina diretta da coach Zanini, da una parte vedremo la formazione patavina diretta da coach Sabadin, dall'altra invece la formazione travigiana diretta da coach Zanin. Stanno completando le foto di rito. Tra l'altro è qui presente oggi al Palastraelle di Borgoricco anche Angiolino Frigoni, ovviamente il tecnico della nazionale. È qui per mettere un occhio su questi giovani atleti che potranno scrivere la storia del volley di domani, ma soprattutto sono grandi protagonisti nella loro categoria. Tra l'altro Angiolino Frigoni che dovremmo avere anche i nostri microfoni nel corso della partita, per cui potremmo ascoltare dalla sua viva voce anche un commento su come vede questi ragazzi. Ecco
che vediamo le due formazioni allinearsi a centrocampo per il tradizionale saluto. Noi ricordiamo anche che la gara sarà diretta dal primo arbitro Alice Crivellente di Verona, il secondo arbitro Margherita Spagnoli di Verona, mentre il segnapunti è Luca Moscato di Venezia. Ricordiamo anche che la prima classificata, ovvero chi conquisterà il titolo regionale di categoria Under 19 maschile, andrà diretta alle finali nazionali di Fano, provincia di Pesaro Urbino, in programma dal 9 all'11 luglio, mentre la seconda classificata ospiterà in casa la fase interregionale dal 26 al 27 giugno con il campione regionale del Friuli Venezia Giulia e la seconda classificata della Lombardia. Per cui non finisce qui il programma di appuntamenti delle due formazioni chiamate oggi a contendersi il titolo regionale. Siamo pronti, amici. È tempo quindi di conoscere gli starting six delle due formazioni. Partiamo con il Volley Treviso. Con il numero 2 scende in campo Mattia Bonifante. Con il numero 5 Marco Novello. Con il numero 9 Federico Rosato. Con il numero 10 Davide Soldata. Con il numero 11 Edoardo Pugnalla. Con il numero 12 Matteo Mossato. Mentre il libero è Marco Vittorio Ceolina. Dicevamo, in panchina i giovani ragazzi sono diretti da coach Zanin. È arrivato il momento di scoprire il sestetto schierato in campo da coach Giorgio Sabadin, che si affida al numero 9 Tommaso Guzzo, con il numero 20 Riccardo Iervolino, con il numero 22 Alessandro Polinda, con il numero 29 Francesco Castamacchia, con il numero 32 Riccardo Gatto, con il numero 58 Francesco Mainardis, mentre a difendere la seconda linea ci sarà il libero Mattia Bellone. Questi sono comunque gli starting six pronti a scaldare i motori, a dare spettacolo in questa finalissima valida per l'assegnazione del titolo regionale Under 19 maschile. Questa finalissima, tra l'altro anche la nostra collega Provina Discorsi, telecronaca che saluta, telecronaca diretta da Chimiche per questa finale Under 19. E quindi amici, Ricordiamo anche che negli spalti sono presenti anche i figli di Michele Pasinato, che sono qui per esprimere tutta la vicinanza a questa formazione che è stata la formazione di Edoardo Pasinato, e di fatto sono molto legati alla società Patavina, dove ovviamente anche Michele Pasinato ha militato come coach. Tutto è pronto per dare inizio a questo match. Si partirà con il servizio affidato al numero 58 della Chione Padova, Francesco Mainardis. Tiene in ricezione Treviso, Bonifante chiama l'apertura del gioco per l'attacco di Edoardo Pugnalla, primo punto, palla a terra per Treviso, che va al servizio con Mattia Bonifante, figlio d'arte. A lui è affidata la cabina di regia della formazione trevigiana. Errore al servizio per Bonifante, che regala così il primo punto alla Chioene Padova. uno pari.
al servizio, spinge sull'acceleratore, buono la ricezione di Treviso, prova a tenere in piedi la difesa Mainardis, ma il punto è di Treviso. Pardon, la palla va alla formazione patavina che ritorna al servizio con il numero 20 Riccardo Iervolino. Tiene in ricezione Treviso, Bonifante chiama l'attacco di Marco Novello, palla ancora nella metacampo trevigiana, ricostruisce il gioco Padova. Attacco di forza del numero 9 Tommaso Guzzo, risponde Treviso, palla che impatta sul muro patavino, ricostruisce il gioco Padova, ancora con Guzzo che gioca di intelligenza e porta a casa il punto. 3-1 il punteggio in questo avvio di set. Padova condurrà il gioco. Al servizio di Iervolino che regala il secondo punto a Treviso, che risponde con Edoardo Conialla. Palla abbondante, finisce fuori dal perimetro di gioco, punto Padova, che risponde ora con Alessandro Tolinna. Qualche difficoltà in ricezione per Treviso che ricostruisce comunque il gioco, buon lavoro sulle mani del muro avversario da parte di Marco Novello che porta a casa il punto. Padova ancora in ricezione, 4-3 il punteggio, ancora i bianconeri a condurre. E arriva Leis, palla dubbia, sembrava essere fuori dal perimetro di gioco, ma abbiamo visto anche con il rallenti che la palla è in. C'è la parità, 4-4, ancora Treviso al servizio. Tiene in ricezione Padova, palla nelle mani di Mainardis e c'è l'errore in attacco che vale il sorpasso di Treviso, che torna dai 9 metri con Federico Crosato. Tiene in ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco di Guzzo che questa volta va a segno, palla a terra. Ed è proprio Tommaso Guzzo ad andare al servizio per la Chioene Padova. Nuova parità 5-5. In ricezione Treviso, Bonifante chiama il primo tempo, scelta vincente con il punto che porta la firma di Matteo Mozzato. Sorpasso Treviso. Treviso nuovamente dai 9 metri. Cerca Leis, i patavini chiamano la palla out, ma di fatto il primo arbitro non transige, la palla è in. Attenzione perché Treviso sta allungando il passo, si trova ora in vantaggio di 2 lunghezze rispetto a Padova, 5-7 il parziale in questo primo set. A tutto braccio Treviso, Ace Alessandro Tolin, ancora Marco Novello a trascinare la formazione trevigiana in questo mini break. Ricominciamo a giocare
battuta di Novello sta facendo molto male alla ricezione padavina. Spinge ancora e arriva un nuovo ace. Treviso si porta sul più 4, 5-9 e coach Giorgio Sabadin chiede il time out. Ovviamente il turno in battuta di Marco Novello sta giocando un brutto scherzo alla seconda linea patavina, perché si sta trovando in netta difficoltà, non riesce a trovare una quadra per riuscire a fermare questo servizio molto ficcante, soprattutto inserito nelle zone di conflitto. Abbiamo visto che tutta la seconda linea si è stretta, in particolar modo su Riccardo Iervolino. Vedremo se i consigli di coach Giorgio Sabadin sapranno portare una svolta a questa rotazione. Nel frattempo, dopo il time out chiesto dalla panchina padavina, squadre che rientrano in campo con il servizio ancora una volta di Marco Novello. Attenzione, perché Marco Novello continua ad essere perentorio nel suo servizio ficcante. Nuovo ace e il break sale a più 5 per la formazione diretta da coach Michele Zanin. C'è un altro ace pesante. Che porta ancora la firma di Marco Novello. Attenzione, perché ora Treviso si è portata sul più 6, 5-11. Padova non riesce ad uscire da questa rotazione. Picchia forte Novello e questa volta la palla è out, di poco ma è out. Padova che va al servizio con Riccardo Gatto. Riceve bene Treviso, palla nelle mani di Bonifante, ancora Novello, grande mattatore di questo avvio di match. Treviso si porta sul più 6, 6-12, va ora al servizio con Davide Soldan. In ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, trova il muro di Treviso, mani out, punto Padova. Riccardo Iervolino per la Chione Padova. Francesco Guastamacchia al servizio per la Chioene. Tiene in ricezione Treviso, Bonifante chiama l'attacco da posto 4, scelta vincente. Questa diagonale pungente sui 5 metri porta il punto alla formazione diretta da Michele Zanin. 7-13 il punteggio. Così sul 13-7. Treviso spinge al servizio, c'è la ricezione e ricostruzione del gioco da parte di Padova. Bonifante chiama il primo tempo, ottima scelta del palleggiatore trevigiano che ben amministra il gioco per il primo tempo vincente di Federico Crosato. Al servizio ora Matteo Mozzato, 7-14 il punteggio. Palla out, punto Chioene, che ha la possibilità ora di accorciare le distanze.
e lo fa con il servizio di Francesco Mainardis. Tiene in ricezione Treviso, Bonifante che apre il gioco per l'attacco da posto 4, questa volta c'è il muro ma la mano esterna tradisce il muro bianconero. Punto Treviso che torna sui 9 metri con Bonifante. Qualche problema in ricezione per Padova, la palla esce dal perimetro di gioco nonostante i bianconeri siano increduli e viene chiamato un nuovo time out dalla panchina bianconera. In questo momento Treviso sta giocando ad una velocità doppia rispetto a Padova, si è portato presto ad un break importante. Ora il parziale di 8-16 in questo primo set. A fare la differenza sicuramente è stato il turno in battuta di Marco Novello, ma è stata anche la buona amministrazione del gioco, ben amministrata appunto, scusate il gioco di parole, da Mattia Boninfante, che ha permesso ai suoi giocatori di attaccare ed essere performanti nella loro azione. Vedremo ora se i consigli di coach Sabadin avranno aiutato i bianconeri ad uscire da questo momento di down. Treviso però sta facendo il suo gioco, non guarda in faccia a nessuno ed ora arriva questo ace pesante di Mattia Boninfante, anche lui tra i protagonisti di questo avvio di match. Ora il punteggio è sull'8-17. Tiene in ricezione Padova, fai chilometri Mainardis per servire Tommaso Guzzo. Buon lavoro a rete di Alessandro Tolin che porta a casa il punto per la formazione diretta da coach Sabadin. Forza il servizio Padova e porta a casa l'Ace e lo fa con Iervolino. Al servizio ancora la formazione bianconera che cerca l'Ace e lo trova. Ancora ficcante il servizio di Iervolino. Ovviamente il servizio sta facendo la differenza in entrambe le formazioni. La palla questa volta esce dal perimetro di gioco, il punto è della formazione trevigiana che va al servizio con Cunial. C'è però un cambio nelle fila della Chione Padova, fa il suo ingresso in campo il numero 53, risponde a Thomas Perazzato, che viene subito cercato dal battitore trevigiano. Ottimo lavoro poi a rete del solito, mi verrebbe da dire, Marco Novello. Punto Treviso che si porta ora sull'11-19. Treviso che torna sui 9 metri con Edoardo Cunial. Qualche problemino in ricezione per Padova che riesce comunque a ricostruire il gioco, poi c'è l'ottimo lavoro sulle mani del muro avversario da parte di Gatto.
metri con la Chioine Padova che spinge sull'acceleratore, palla che torna nella metà campo bianconera, l'appoggio per l'attacco di Guzzo, palla nella metà campo trevigiano, spreco da parte del libero trevigiano, palla che non è possibile rigiocare. Il punto è per la formazione patavina che torna sui 9 metri con Tolin, 13-19 il punteggio, ancora Treviso a condurre. Ricezione al limite, Bonifante fa la magia a rete, Bonifante amministra bene l'attacco dal centro, scelta vincente. Punto Treviso che torna sui 9 metri. E lo fa con Novello. Qualche problema in ricezione per Padova, l'appoggio per l'attacco da posto 4, palla piazzata, tocca ora a Treviso ricostruire e lo fa egregiamente con Matteo Mozzato. Lungo Treviso sul 21-13. Proviamo ancora a seguire Cruzato. 13-21 il parziale in questo primo set, ancora Treviso a fare la differenza dai 9 metri. Padova non riesce a tenere in piedi la ricezione, questa volta è Matteo Bellomo, il libero bianconero, a soffrire il servizio avversario. Parziale in questo primo set. Qualche problemino in ricezione per Padova che riesce comunque a ricostruire il gioco, ma trova la saracinesca completamente chiusa a muro da parte di Treviso, che si porta ora sul più 10. 13-23 il parziale in questo primo set. Riceve in qualche modo Padova, non riesce a tenere in piedi l'azione Mainardi. Se il punto è di Treviso che si porta velocemente sul 13-24. Attenzione perché Federico Crosato ha la possibilità di chiudere qui il set. La palla esce però dal perimetro di gioco, c'è forse un tocco? Vediamo che il primo arbitro si rivolge ai giocatori per chiedere se c'è stato o meno un tocco. Ed effettivamente il tocco c'è stato. Il primo parziale va ad appannaggio della formazione diretta da Michele Zanin con il parziale di 13-25 e ci ritroviamo dopo un mini break per commentare il secondo parziale di gioco, sempre tra Padova e Treviso, in palio il titolo regionale Under 19 maschile.
campo sul 1-0 in favore della volley Treviso, grande spettacolo nel primo set. Ed è arrivato anche in questo momento il gol dell'Italia che sta vincendo 1-0 contro il Galles. Stiamo seguendo. E torniamo in diretta qui dal Palastraelle di Borgoricco per commentare la finalissima valida per l'assegnazione del titolo regionale Under 19 maschile. Ricordiamo in campo le formazioni della Chioene Padova e della Volley Treviso. Volley Treviso che sta conducendo il match per 1-0. Primo set che è stato nettamente dominato dalla formazione diretta da Michele Zanin, soprattutto al servizio. Un servizio che questa volta non è riuscito come voleva Mattia Bonifante, il regista trevigiano, che ha sparato out alla palla regalando così il primo punto alla formazione diretta da Giorgio Sabadin. E all'errore di Treviso risponde Padova con un errore al servizio che porta così le due formazioni in parità 1-1. Al servizio ora Edoardo Cunial per Volley Treviso. Spinge al servizio Cunial, risponde Padova e lo fa con un ottimo primo tempo che porta la firma di Alessandro Tolin. Nel campo della Chioene che manda al servizio numero 22. Ed è proprio Alessandro Tolin ad andare al servizio per la Chioene Padova, che sembra essere tornata in campo con un piglio diverso rispetto all'avvio di gara. Bonifante apre il gioco per l'attacco da post 4. Treviso come uno schiacciasassi conquista il punto. Attenzione perché ora al servizio andrà Federico Crosato. Turno in battuta che insieme a quello di Marco Novello ha fatto molto male alla ricezione padavina nella set precedente. Padova risponde con questo attacco pungente, c'è però la ricostruzione del gioco, ma c'è l'ottimo lavoro a muro della formazione bianconera con Guastamacchia. Padova che si porta in vantaggio 3-2. Al servizio Federico Crosato. C'è la ricezione di Treviso, Bonifante tiene in piedi l'azione, ottimo lavoro poi di Marco Novello che finalizza alla perfezione. 3-3 il punteggio ed è proprio Marco Novello ad andare al servizio per la formazione trevigiana. Spinge sull'acceleratore, c'è subito l'ace di Marco Novello che si conferma un ottimo battitore, oltre che ad essere un ottimo finalizzatore di gioco. Ancora una palla molto ficcante per Marco Novello. Padova riesce però a prendere le misure. Attenzione a Treviso, ancora a spingere in attacco. Questa volta a mettere la palla a terra è Davide Soldan. Treviso che si porta in vantaggio. 3-5 il parziale in questo secondo set. Braccio anche questo servizio di Marco Novello che stende letteralmente la seconda linea bianconera. Più 3 per Treviso che torna sui 9 metri con Marco Novello. La palla si ferma nella propria metà campo e il punto
punto è della Chiovene Padova, che ha la possibilità ora di accorciare le lunghezze che la separano dalla formazione trevigiana. Al servizio per la Chiovene Riccardo Gatto. Tiene in ricezione Treviso, palla nelle mani Boninfante che ben amministra per l'attacco dal centro, scelta vincente, palla a terra. Ancora Davide Soldanna al servizio per Treviso. Tiene in ricezione Padova, che chiama in causa l'attacco di Tommaso Guzzo. Palla nella metà campo trevigiana. Ricostruisce il gioco Padova, ancora con Guzzo che lavora bene sulle mani del muro avversario. Porta a casa il punto che vale il 5-7. Tiene in ricezione Treviso, Boninfante che chiama in causa Marco Novello, però c'è l'ottimo lavoro a rete della formazione bianconera che si rifà sotto 6-7 il parziale. Qualche problema in ricezione per Treviso che aggiusta come può, ma la palla esce dal perimetro di gioco. Il punto è della Chiovene che si rifà sotto e va a portarsi ora sul 7 pari. Viene chiesto l'intervento per asciugare il campo di gioco. Boninfante chiama l'attacco del numero 9 Federico Crosato, scelta vincente, vantaggio Treviso. Vediamo ora impegnata sui 9 metri con Matteo Mozzato. Padova. Indossate le vostre mascherine personali anche in panchina, ragazzi. Grazie a tutti per la collaborazione. Buona partita. È un altro errore al servizio che questa volta porta la firma della Chiovene Padova, che regala il punto del vantaggio a Treviso. 8-9 in questo momento e Mattia Boninfante al servizio. La palla è in. C'è stato un momento di tentennamento perché sembrava essere uscita dal perimetro di gioco, invece la palla è in campo. Servizio Boninfante, questa volta la palla è out. Al servizio ora la Chiovene Padova che risponde con Riccardo Iervolino. Palla nella metà campo trevigiana, punto ancora che porta la firma del volley Treviso. Servizio
giocata Edoardo Pugnal. Trova la ricezione della Chioine Padova che ben lavora su Arete, sperando questo servizio sulle ultime falangi del muro trevigiano. Punto Chioine che si rifà sotto, un solo punto di svantaggio per la formazione patavina. Ora impegnata al servizio con Alessandro Colinna, pasticcia un po' in ricezione Treviso e il punto è tutto della formazione diretta da Giorgio Sabadin. In questo momento Treviso sta sembrando mollare un pochino la presa rispetto al primo set, dove ha fatto la parte del leone sia al servizio che a rete. Ora complice un pochino qualche aggiustamento messo in campo da coach Sabadin. Padova sta rispondendo bene e Treviso sta faticando un pochino di più rispetto al set precedente. Treviso ora al servizio. Ricordiamo il parziale in questo secondo set, 11-12. La palla è in, la panna è in e il punto di Treviso. Non capisco niente. Parità ancora in questo secondo set, 12 pari. Bianconeri ora che tornano al servizio, 12-12 il parziale in questo secondo set. Palla nella metà campo trevigiana, ma c'è l'ottimo lavoro a rete della Chioine Padova con Francesco Guastamacchia che mette i bastoni tra le ruote all'attacco trevigiano. Sorpasso Padova che si porta ora sulla 13-12. Ricezione abbondante per Treviso, ne approfitta Padova che ha tutto il tempo per ricostruire l'azione e lo fa egregiamente andando a prendersi questo punto con Riccardo Gatto. Doppio vantaggio, Chioine Padova. Attenzione perché c'è il time out chiesto da Michele Zanin quando Padova sta provando ad allungare il passo e lo fa con una certa concretezza sia dalla seconda linea ma soprattutto all'attacco. In questo momento il muro trevigiano sta faticando a contenere la foga dell'attacco dei bianconeri. Squadre pronte a rientrare in campo dopo il break chiesto da coach Zanin. Ricordiamo che la prima classificata, ovvero la formazione che conquisterà il titolo di campione regionale Under 19 maschile, andrà diretta alle finali nazionali a Fano, in programma dal 9 all'11 luglio. E dopo il time out chiesto da coach Zanin, Treviso risponde presente, lo fa con questo attacco pungente che di fatto la difesa patavina non riesce a tenere. Attenzione perché ora Treviso è nel suo giro buono, come diciamo spesso noi in gergo, ovvero con Marco Novello che torna a fare molto male alla ricezione patavina. Marco Novello che porta subito a casa un ace. 14-14 il punteggio. Ricordiamo che il primo set è stato vinto abbondantemente dalla formazione trevigiana.
Novello a spingere sull'acceleratore e a portare a casa un altro ace, nonostante i giocatori patavini non siano convinti della decisione arbitrale. Sostengono che la palla fosse abbondantemente out, ma il primo arbitro è irremovibile e c'è il time out chiesto dalla panchina bianconera. Ovviamente questo è il momento per Padova di spingere e non può incassare nuovamente il colpo di Treviso, che può fare veramente male in questa rotazione con Marco Novello al servizio, come abbiamo già visto nel set precedente. Vedremo quindi se coach Sabadin riuscirà innanzitutto a riportare un po' di tranquillità nella sua formazione, perché abbiamo visto anche i giocatori essere un po' frustrati da questa decisione arbitrale. Loro erano convintissimi che il servizio di Novello fosse out, ma poi il verdetto del primo arbitro non ha lasciato spazio a ipotesi. 15-14 il parziale, ancora Treviso a condurre e ancora al servizio con Marco Novello. Sfiora il nastro, ma la palla fortunatamente per Novello oltrepassa la rete. C'è il ottimo lavoro a rete di Boninfante e Matteo Mozzato che annientano l'attacco patavino. 14-16, Treviso si porta sul +2. Questa volta il servizio di Marco Novello è abbondantemente out. Chioene, cambio delle fila bianconere, sta per fare il suo ingresso in campo Stefano Artuso, il capitano della formazione diretta da Giorgio Sabadin. Tiene in ricezione Treviso. L'apertura del gioco di Boninfante per l'attacco da posto 4, scelta vincente con la palla a terra. Davide Soldan ora al servizio, ricordiamo il punteggio 17-15, ancora Treviso a condurre. Torna intanto in campo per la formazione patavina il numero 32, Riccardo Gatto, precedentemente sostituito dal capitano bianconero Stefano Artuso. Tiene in ricezione Padova, contrattacca e lo fa molto bene con l'attaccante numero... dovete perdonarmi, ma qui dalla nostra postazione non si vede benissimo. Comunque torniamo ora sui 9 metri per quanto riguarda la Chioene Padova, che prova ad accorciare le distanze e lo fa con Guastamacchia. Problemi in ricezione per Treviso, che non riesce a tenere in piedi l'azione, e il punto è tutto per la Chioene Padova, che torna così sui 9 metri con Guastamacchia. Tempo di igienizzare il pallone e fare un change. (17-17) il punteggio in questo secondo set. La palla di Guastamacchia questa volta è out. Punto Treviso. Treviso che risponde con Matteo Mozzato. Ricezione non perfettissima da parte di Padova, che prova a metterci una pezza. Risponde ora con questa palla staccata.
ricostruisce il gioco Treviso, palla ancora nella metacampo trevigiana, prova Boninfante a fare la voce grossa, ma la palla è out. 18 nuova parità. Finalissima, un bel applauso per le due squadre, forza ragazzi! Tiene in ricezione Treviso, ricostruisce il gioco, attacca, viene però fermata a muro. Boninfante chiama in causa ora Marco Novello. La palla è abbondantemente out, punto Padova che torna in vantaggio, 19-18. Attenzione perché c'è il time out chiesto da coach Michele Zanin. Diciamo che è un set che va un po' a doppia velocità, quello che si sta giocando in questo momento, nel senso che Padova è partita sicuramente con una maggior concentrazione, ma anche essendo più concreta nelle azioni. Treviso passa a dei momenti in cui spinge sull'acceleratore, a momenti in cui non riesce ad imporre il proprio gioco. Sta di fatto che un po' il parziale giustifica questa lettura. Vedremo se Padova riuscirà ad imporre il proprio gioco sull'andamento del set. Intanto si porta sui 9 metri con il servizio di Francesco Mainardis. Ricezione staccata da rete, ci arriva Boninfante che chiama in causa il solito Marco Novello, che porta a casa il punto della parità, 19-19. Al servizio ora il figlio d'arte Mattia Boninfante. Spinge sull'acceleratore, c'è la ricostruzione del gioco da parte di Padova e viene ravvisata un'invasione a muro che vale il punto per la Chioene. Padova ora al servizio. Tiene in ricezione Treviso, Boninfante chiama in causa l'attacco da posto 4. Ottimo lavoro di Novello. Nuova parità 20-20. Treviso va ora al servizio con Edoardo Pugnal. C'è qualche imperfezione nella ricostruzione del gioco di Padova e l'arbitro lascia correre. Viene però ravvisata un'infrazione a rete. Adesso vediamo il secondo arbitro che raggiunge il primo. Il punto viene assegnato alla Volley Treviso. Vediamo i giocatori bianconeri chiedere la motivazione di questa decisione arbitrale. Sorpasso Treviso. Forza il servizio, il Volley Treviso, buona la risposta di Padova, ma c'è anche l'ottimo lavoro in difesa di Treviso che non riesce però a finalizzare, scontrandosi con l'ottimo lavoro a rete della Chioene Padova. Nuova parità 21-21.
Al servizio ora per la Chioene Alessandro Tolin, cerca la ricezione trevigiana. Novello prova a giocare sulle mani del muro avversario, ma si vede la palla rimbalzata in faccia. Punto Padova che si porta a nuovo vantaggio 22-21 e c'è un cambio nelle fila del Volley Treviso, cambio in regia. Viene dato un attimo di riposo a Mattia Boninfante, al suo posto il capitano Nicolò Fisicaro. Fisicaro che apre il gioco per Novello e il punto è del Volley Treviso. Punto su punto, colpo su colpo per il finale del secondo set. 22-22, attenzione perché ci avviciniamo a un finale di set incandescente. Buono il lavoro in ricezione di Padova, seppur con palla staccata da rete. Ricostruisce il gioco Treviso, c'è qualche incomprensione sul secondo tocco. Palla abbondante, buon lavoro in cabina di regia di Padova che finalizza alla perfezione con Tommaso Guzzo. Sorpasso Chioene, dicevamo 23-22 il parziale in questo secondo set. Attenzione perché si appresta un nuovo cambio nelle fila della Chioene Padova. In campo Emanuele Rampazzo per Francesco Mainardis. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà Treviso che spreca questa opportunità con questa palla abbondante di Marco Novello. Siamo 24-22. Allora amici di Padova, fatevi sentire set point. Attenzione perché Padova ha la possibilità di chiudere qui il set e riportarsi in parità nella conta dei set. Al servizio per la Chioene Tommaso Guzzo. Spinge Padova al servizio, risponde Treviso con quest'ottimo lavoro a rete di Marco Novello che lavora bene sulle mani del muro avversario. 24-23, attenzione perché abbiamo Marco Novello al servizio. E c'è il time out intelligentemente chiesto da coach Giorgio Sabadino. Ovviamente il turno in battuta di Marco Novello potrebbe ribaltare le sorti di questo set che sembra ormai ad appannaggio padavino, anche se Treviso è lì sempre pronta a mettere i bastoni tra le ruote alla formazione diretta da coach Giorgio Sabadin. Squadre che rientrano in campo dopo il time out. Ritorniamo quindi sui 9 metri nella metà campo trevigiana con Marco Novello. Parità 1-1. Questa finalissima Under 19 maschile regionale Veneto
Cambio campo per i ragazzi, qualche minuto di pausa per noi, a tra poco per il terzo set. Buonasera, sono Romina. Abbiamo il piacere e l'onore di avere qui nella nostra postazione il tecnico degli azzurrini che è qui oggi come per supervisionare ma anche per vedere l'evolversi di questo titolo, che è un titolo importante. Ci sono due società blasonate a contendersi il titolo regionale, è un po' un grande classico qui in Veneto. Sì, ma è un grande classico del Veneto, indubbiamente. Sono due società che lavorano molto bene con il settore giovanile, producono giocatori, lo producono anche per la Serie A, quindi il loro compito lo svolgono molto bene. Sono meravigliato del livello di questa competizione, per un livello molto alto, soprattutto in battuta. Non so se è merito della battuta o merito della ricezione, ma Treviso ha vinto sostanzialmente il primo set per la battuta di Novello, diciamo così, e poi questo set non gli è entrata molto, si è ripresa un po' Padova, qualche errore di troppo di Treviso. Comunque è una partita di buonissimo livello per la categoria. Ha visto comunque degli elementi interessanti, anche di buoni spunti a livello di gioco. Gli elementi interessanti sono quelli che ho sempre visto anche prima, quindi li conosciamo molto bene, che li seguiamo da anni. Qualcuno è già stato anche convocato con la nazionale juniores, quindi novità da quel punto di vista non ne vedo molte, però sì, insomma, è un buonissimo livello. Parliamo invece della formazione azzurra che lei si trova a seguire, ad allenare. A che punto siete? Quali sono i prossimi step? Ma noi siamo alla fine del secondo collegiale. L'estate sarà molto lunga perché i campionati del mondo sono alla fine di settembre e i primi giorni di ottobre, quindi sarà un periodo molto lungo di lavoro. Abbiamo lavorato molto, i ragazzi sono anche abbastanza stanchi, io li ho lasciati a riposo oggi per venire a vedere, e anche domattina per la verità, non solo oggi, per venire a vedere questa partita. Siamo a buon punto, siamo al punto dove pensavamo di essere, insomma. Cosa fa la differenza in questa categoria secondo lei? Ma io penso che in questa categoria si debba pensare un pochettino di più a quello che è la prospettiva di questi giocatori, no? Non tanto all'immediato, anche se ovviamente fa sempre piacere vincere o perdere, ma fa male perdere. Però penso che siano le categorie, questa è la più alta delle categorie giovanili, dove il piacere degli allenatori sarà quello di costruire o di aver dato qualche giocatore alle Serie A, magari non alla Superlega, ma magari alla 2 o alla 3, insomma, in modo che questi giocatori continuino ad alto livello. Ovviamente non tutti e 12 possono essere in questa situazione in una squadra, perché è così, perché sarebbe troppo bello diversamente, ma io penso che l'obiettivo principale sia quello dei nostri settori giovanili, come lo è per noi. Ovviamente noi con i giocatori di prospettiva cerchiamo di vincere, no? Però credo che sarebbe brutto il contrario, cioè cercare solo giocatori che possono dare risultato immediato, e queste due squadre sono proprio l'esempio di squadre che cercano giocatori in prospettiva e con quelli cercano di vincere. Bene, noi ringraziamo Angiolino Frigoni per le sue preziose parole e soprattutto per la sua riflessione sulla categoria, che è un buon bacino dove potrà pescare anche la pallavolo di domani. Grazie e la lasciamo al match. Noi torniamo alla diretta del match con il primo punto che è stato messo a segno dal Volley Treviso. C'è stata però la pronta risposta da parte della Chioene.
rafforza il servizio Padova, c'è però il buon lavoro in ricezione di Treviso. Palla nella metà campo bianconera, ci prova ora Tommaso Guzzo, la palla però è out, punto Treviso che si porta ora in vantaggio. Questa volta la palla si ferma tra le mani di Edoardo Cunial che non riesce ad imprimere il proprio ritmo sulla partita. Errore che vale il secondo punto per la Chioene. Ancora problemi in ricezione per Treviso che si limita ad appoggiare dall'altra parte del campo. Primo tempo della Chioene che trova però i bastoni tra le ruote a Muro. Ancora Treviso a fare la voce grossa. Buon lavoro in difesa e ricostruzione del gioco di Padova, però pasticcia un po' con Alessandro Tolin che si fa scappare questa doppia. Padova si trova ora in fase d'attacco, ottimo il lavoro a rete di Riccardo Gatto che mette a terra la palla che vale il 3 pari. Tommaso Guzzo ora dai 9 metri. Errore al servizio per la Chioene Padova che regala così il vantaggio a Treviso. Spinge Novello sull'acceleratore, la palla però è out. Nuova parità. 4-4. Riccardo Gatto al servizio per Padova. Cerca la ricezione, ricostruisce il gioco Treviso e attenzione perché c'è l'ottimo lavoro a Muro di Padova che ferma l'attacco dell'inarrestabile Novello. Vantaggio Padova 5-4. Padova che va al servizio con Riccardo Gatto. La palla esce dal perimetro di gioco, punto Treviso. Nuova parità 5-5. C'è questo pasticcio in ricezione da parte della Chioene Padova nonostante sia primo tocco. Il primo arbitro interrompe l'azione. Nuovo vantaggio per la formazione diretta da Zanin nonostante i giocatori bianconeri abbiano qualcosa da dire, il primo arbitro non transige. Tiene in ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco da posto 4, ottimo lavoro a Muro di Boninfante. Strada serrata. Punto Treviso che si riporta sul +2, 5-7.
Treviso dai 9 metri. C'è la ricezione di Padova, ricostruisce il gioco per l'attacco di Guzzo che va a segno. Padova accorcia le distanze 6-7. Tommaso Guzzo accorcia le distanze, Padova 6-7. Padova al servizio, riceve, ricostruisce il gioco. Treviso che prova con l'attacco dal centro, c'è la buon lavoro in difesa di Padova che spreca però l'opportunità con questo attacco out da parte di Guzzo che permette ora a Treviso di portarsi sul +2. 6-8 il parziale. In ricezione Padova, prova l'attacco dal centro, scelta vincente. Il punto porta la firma di Tolin. Ricordiamo il parziale in questo terzo set dopo la vittoria nel primo del Volley Treviso e del secondo della Chioene Padova. Ora il parziale è sul 7-8 con Treviso avanti di una lunghezza. Padova al servizio, tiene in ricezione Treviso, Boninfante che chiama l'attacco dal centro, scelta vincente. +2 Treviso. Ed è proprio il regista trevigiano ad andare ora al servizio per il Volley Treviso. Spinge forte Treviso al servizio, c'è l'ottimo lavoro però in seconda linea di Padova che finalizza la perfezione anche in attacco. Padova non molla nemmeno un centimetro. 8-9 il punteggio, Padova sotto di 1. Tiene in ricezione Treviso, Boninfante chiama l'attacco dal centro. Ci prova Padova ma la palla non è rigiocabile. Punto Treviso. Edoardo Cugna al servizio per la formazione diretta da coach Zanin. Palla che si ferma nella propria metacampo, punto Chioene, che va ora al servizio con Alessandro Tolin. Ancora problemi in ricezione per Treviso che in qualche modo aggiusta il tiro. Infierisce però Padova e lo fa con Francesco Guastamacchia. Ottimo lavoro al centro. Per Chioene Padova 10 pari. Chioene al servizio, la palla questa volta però è abbondantemente out. Errore per Tolin, risponde Treviso e lo fa con Federico Crosato. Un altro errore per la formazione diretta da coach Zanin che regala quindi il punto facile a Padova. Tommaso Guzzo ora dai 9 metri per la formazione diretta da Giorgio Sabadin. Un altro
errore questa volta in casa Chioene, che vale il vantaggio per Treviso. Attenzione perché il turno in battuta vede Marco Novello dai 9 metri. Qualche problema in ricezione per Padova, che non riesce a tenere in piedi l'azione. Il punto è tutto per Treviso. 11-13 il parziale in questo terzo set, ancora Treviso dai 9 metri. E arriva l'Ace che porta la firma di Marco Novello. Come dicevamo prima, anche Angiolino Frigoni, tecnico degli azzurrini, è rimasto impressionato di come la battuta stia facendo la differenza, una battuta molto ficcante e perforante, che abbiamo visto è stato un po' lo spartiacque dei set precedenti. Un primo set d'appannaggio completamente di Treviso, poi Padova è riuscita a trovare una chiave di lettura tale per cui Marco Novello non ha più potuto fare la parte del leone, ed ora siamo tornati un pochino con Treviso a spingere dai 9 metri. Si torna in campo sul 14-11 Treviso. Questa volta si ferma nella propria metà campo. Novello non riesce a proseguire nel suo turno in battuta. Tocca ora a Padova, che risponde con Riccardo Gatto. C'è la ricezione di Treviso, palla nelle mani di Buonifante, che ben amministra per l'attacco dal centro di Mozzato. Attenzione perché Treviso adesso sta allungando il passo. Ricezione con palla staccata da rete per Padova, che spinge però con Guzzo, scelta vincente. 13-15. Chioene ancora al servizio, qualche problema in ricezione per Treviso, che tenta in qualche modo di ricostruire il gioco. Tocca ora a Padova a spingere, lo fa nuovamente con Tommaso Guzzo, che va a segno. Accorcia ancora le distanze, -1 sul 14-15. Attenzione perché c'è un cambio nelle fila di Treviso. Coach Zanin chiede il cambio per Davide Soldan. Ancora Padova al servizio, che cerca la ricezione del nuovo entrato Gioele Favaro. Ed arriva il punto targato volley Treviso, che spezza il ritmo della Chioene Padova.
Treviso ora al servizio con Mozzato. Spinge Padova e lo trova però la strada serrata a muro. Buon lavoro dei trevigiani che si portano ora sulla +3. Il +3 per il Volley Treviso, 17-14. In ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco di Guzzo, scelta vincente, palla a terra, punto Chioene. Chioene di nuovo al servizio, c'è la ricezione di Treviso, Buoninfante che chiama in causa Novello. Nonostante Padova era messa benissimo in difesa, non riesce a tenere in piedi la difesa, il punto è di Treviso. Treviso che ora va al servizio con il figlio d'arte, Buoninfante. Forza il servizio e arriva l'Ace che vale il 19° punto per la formazione diretta da Zanin. Ancora Buoninfante dai 9 metri per il Volley Treviso. Impietrita questa volta la seconda linea patavina, perché anche il libero si è spostato convinto che la palla fosse out e invece bravo Buoninfante a scegliere gli ultimi centimetri di campo per piazzare a terra il suo ace che vale il +5 per la formazione trevigiana, che è ritornata ad imprimere il proprio ritmo sulla partita nonostante Padova abbia provato in più occasioni ad imporre il proprio di gioco. Ci sono stati dei passaggi chiave, soprattutto il buon lavoro a muro di Treviso, ma anche dai 9 metri, che un po' è stata la peculiarità anche della vittoria nel primo set della formazione diretta da Zanin. Squadre però che rientrano in campo dopo la sosta chiamata da coach Sabadin, pronte a dare spettacolo in questo finale di set. A tutto braccio Buoninfante, Padova fatica a tenere in piedi l'azione, ma in qualche modo riesce a ricostruire il gioco. Attenzione ora a Treviso, che spreca forse un'opportunità. No, la palla è in campo, nonostante coach Sabadin avesse gridato out. Per il secondo arbitro la palla è in. Attenzione perché Treviso si è portato ora sulla +6, 15-21 e c'è un cambio nelle fila di Padova. Riccardo Iervolino viene sostituito da Thomas Perazzato, cambio che abbiamo già visto anche nel set precedente. Questa volta cambia il colpo al servizio Buoninfante, trova l'ottima ricostruzione di gioco da parte di Padova, che si trova ora a contrattaccare. Buoninfante chiama in causa Novello, che piazza a terra una diagonale pungente. Attenzione perché c'è qualche protesta di troppo. C'è un'invasione che mette un po' di pepe tra le due panchine.
attenzione perché è pronto un altro cambio nelle fila della Chione Padova. In campo Gianluca Calzavara per Alessandro Tolin. E arriva l'Ace perentorio. Tutto ok nel campo di Padova, assolutamente libero. 23-15. Attenzione perché siamo sul 15-23, ancora Treviso a fare la parte del leone al servizio. Il povero Treviso, il servizio di Boninfante. 15-24, ora Boninfante ha nelle sue mani una possibilità preziosa. E c'è l'errore di Boninfante al servizio che regala il 17° punto a Padova. Padova che va al servizio con Thomas Perazzato. Tiene in ricezione Treviso. Boninfante chiama in causa il primo tempo di Federico Crosato. Palla a terra che vale il 25° punto per la formazione trevigiana. 16-25 il parziale di questo terzo set che riporta Treviso in vantaggio nella conta dei set.
Pardon. Scusate, c'è stata una breve interruzione tecnica, non capivo se ero on air. Dicevamo, ritorniamo alla cronaca del match con questo quarto set che si apre con Treviso. Treviso che spara out la prima cartuccia del set con questo servizio di Boninfante. Tocca ora la formazione bianconera. Spinge sull'acceleratore Padova, ricostruisce il gioco Treviso e lo fa con Novello che cerca l'angolino laddove Padova non riesce ad arrivare. 1-1 il parziale in questo quarto set. Al servizio per la formazione diretta da Michele Zanin, Edoardo Cugnal. Tiene in ricezione Padova, palla staccata da rete. Tocca ora a Riccardo Gatto. Treviso fa il suo ma trova la strada serrata a muro. Palla nella metacampo trevigiana. Cerca la palletta corta ma c'è l'ottimo lavoro a rete dei bianconeri. Di nuovo un muro prezioso per la formazione diretta da Sabadin. E questa volta a fare la parte del leone è Treviso, ancora una volta con Novello. Treviso si porta sul 2-1. Ottimo lavoro in ricezione da parte dei bianconeri che pasticciano un po' ora nella fase di contrattacco con Tommaso Guzzo, con questa palla che si ferma nella propria metà campo. Ancora Cugnalla dai 9 metri con Treviso che si porta sul +2. Tiene in ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco di Tommaso Guzzo che trova un ottimo colpo. Palla a terra che vale il 2-3. Posto 2, non perdona, trova il secondo punto, Raffaele Padova, lascia le distanze. 2-3. Al servizio ora per i bianconeri Alessandro Tolin. Tiene in ricezione Treviso, Boninfante chiama in causa l'attacco dal centro, scelta vincente, punto Treviso. Il parziale in questo quarto set. Ancora Treviso dai 9 metri. Tiene in ricezione seppur con qualche difficoltà Padova. Prova ora a spingere a rete. C'è la risposta di Treviso che spreca questa opportunità e il punto è tutto dalla Chioene. Padova va ora al servizio con Tommaso Guzzo. Tiene in ricezione Treviso, Boninfante apre il gioco per Novello che spara out. Punto Chioene. È il parziale in questo quarto set. Ricordiamo che Treviso sta conducendo il match con 2 set di vantaggio su Padova. Bianconeri che ora sprecano un'occasione con Tommaso Guzzo, la palla si ferma nella propria metà campo, punto Treviso che risponde con Novello.
tiene in ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco di Guzzo, palla ancora nella metà campo bianconera, ancora con Guzzo che lavora egregiamente sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto. 5-5 il parziale. Ricezione abbondante per Treviso, ne approfitta Padova che nonostante la buona intenzione di Treviso non riesce a finalizzare. Punto tutto dalla Chioene che torna sui 9 metri con Riccardo Gatto. Tiene in ricezione Treviso, attacco dal centro con Matteo Mozzato. Nuova parità, 6-6. Treviso torna sui 9 metri. Tiene in ricezione Padova, ottimo lavoro in regia. Attacco che viene però intercettato dalla difesa trevigiana che non riesce a finalizzare come vorrebbe. Il punto va alla Chioene. Tiene in ricezione Treviso, ricostruisce il gioco, attacca sulle mani del muro bianconero che non riesce però a tenere in piedi l'azione. Nonostante Riccardo Iervolino avesse provato in tutti i modi a tenere in piedi la palla. Punto Treviso che si porta sul 7 pari. Con l'interruzione per l'asciugatura del campo. Matteo Mozzato al servizio, tiene in ricezione Padova. Apertura del gioco per l'attacco dal centro, risponde in qualche modo Treviso. Palla nella metà campo bianconera. C'è un po' di pasticcio a rete, il punto è della formazione diretta da Michele Zanin. Ancora Treviso dai 9 metri. Tiene in ricezione Padova, l'apertura del gioco per l'attacco di Iervolino. Tocca ora a Guzzo, palla nella metà campo trevigiana che trova questo varco, piazza a terra il punto che vale il +2, 9-7. C'è il time out chiesto dalla panchina padavina. La partita è tornata ad essere in grande equilibrio tra le due formazioni che ovviamente si stanno giocando il tutto e per tutto per conquistare l'ambito titolo regionale, valido ricordiamo per la categoria Under 19 maschile. Ne approfittiamo per dire anche che la vincente di questo match andrà diretta alle finali nazionali in programma a Fano dal 9 all'11 luglio prossimo, mentre
La seconda classificata del Veneto ospiterà in casa la fase interregionale dal 26 al 27 giugno con il campione regionale del Friuli Venezia Giulia e la seconda classificata della Lombardia. Errore in attacco per la Chioene che vale il +3 per Treviso, nonostante venga chiesto forse un tocco a muro. Buon punto per Treviso, amici. 17. Tiene in ricezione Padova, palla staccata da rete, ma ci arriva il buon regista bianconero. E ora però cade la difesa diretta da coach Sabadin. E il punto è di Treviso. Padova si trova ora a ricostruire il gioco e a provare a fare la voce grossa. E lo fa con Guzzo che va a segno. Bianconeri ora al servizio, palla che però si ferma nella propria metà campo e il punto di Treviso che si porta ora sul +4, 8-12. Sulla 12-8 c'è Mattia Bonifante. C'è un cambio nelle fila della Chioene, in campo Emanuele Rampazzo per il numero 58 Mainardis. Errore in battuta per Boninfante che regala il punto alla Chioene. 9-12 il parziale in questo quarto set. Iervolino al servizio. La palla però è abbondantemente out e il punto è per la formazione diretta da Michele Zanin. Edoardo Cunial al servizio per Volley Treviso. Qualche problema in ricezione per i bianconeri che regalano così il 14° punto a Treviso che si porta ora sulla +5. Ottimo lavoro in ricezione per la Chioene che forza ora anche in attacco con Tommaso Guzzo che vola altissimo e piazza a terra un punto prezioso in questo quarto set. Chioene al servizio, riceve Treviso. Bonifante che apre il gioco per l'attacco da posto 4, c'è l'ottimo lavoro in difesa della Chioene, ci prova ora con Riccardo Gatto e il punto è della Chioene. (11-14) il parziale in questo quarto set. Padova a spingere dai 9 metri, c'è la ricostruzione del gioco di Treviso che fa la voce grossa con il solito Marco Novello. 11-15 il parziale.
Ricezione staccata da rete, ricostruzione del gioco, ci prova ora Guzzo che ben lavora sulle mani del muro avversario e porta a casa il punto della 15-12 per la Chioene Padova. Al servizio ora per la formazione diretta da Giorgio Sabadin, Tommaso Guzzo. Ottimo lavoro dai 9 metri per i bianconeri che portano a casa l'Ace. Ancora Tommaso Guzzo dai 9 metri. Out il servizio dei bianconeri che regalano così il punto alla formazione trevigiana che allunga il passo. Attenzione perché è il turno in battuta di Marco Novello. Spinge forte. C'è l'ottimo lavoro però in ricezione dei bianconeri, ben finalizzato poi da Tommaso Guzzo che piazza a terra un attacco prezioso in questo frangente di set. Attenzione perché c'è pronto un cambio nelle fila della Chioene. Sta per fare il suo ingresso in campo Stefano Artuso per Riccardo Gatto, il capitano bianconero che abbiamo già visto chiamato in causa anche nei set precedenti da parte di coach Sabadin. Ricostruzione del gioco da parte di Sisley Treviso che fa la voce grossa dal centro e piazza a terra un primo tempo pungente di Matteo Mozzato. Torna in campo Riccardo Gatto per Stefano Artuso nelle fila della Chioene Padova. Andiamo ora di nuovo dai 9 metri con Davide Soldan per la formazione diretta da coach Michele Zanin. Tiene in ricezione Padova, ricostruisce il gioco, c'è l'attacco di Guzzo, ancora una volta a cercare l'ultimo centrimo di campo nonostante i giocatori della Sisley Treviso gridino out per il primo arbitro. La palla è in punto Padova. 15-17, quarto set, ricordiamo prezioso sia per la Sisley Treviso che potrebbe mettere la parola fine a questa partita, ma anche per Padova che ha tutte le carte per riaprire il match. Attenzione ora a Novello che lavora bene sulle mani del muro avversario, buono il lavoro in difesa dei bianconeri che in qualche modo aggiustano il tiro, ricostruisce il gioco Padova, l'apertura per l'attacco di prepotenza del numero 20 Riccardo Iervolino che con questa diagonale stretta mette a terra la palla del 16-17. Pronto un cambio nelle fila di Treviso. Entra il numero 8 Gioele Favaro per Davide Soldan. Qualche problema in ricezione per Treviso che trova però risposta con Marco Novello che spreca un'opportunità sparando out all'attacco.
che vale il 17° punto per la formazione diretta da Giorgio Sabadin. Sono fasi caldissime del match. Tiene in ricezione Treviso, fa i chilometri Buonifante. Buono il lavoro a rete di Treviso, che riesce a rimettersi in vantaggio rispetto alla formazione patavina. Mozzatora al servizio per i trevigiani. Tiene in ricezione Padova. Viene chiamato in causa Guzzo, che fa la voce grossa e piazza a terra il punto della parità, 18-18. Ancora in parità sul 18 pari. Al servizio ora per i bianconeri Emanuele Rampazzo. La palla questa volta è out. Spreca l'occasione Padova, si porta in avanti Treviso, che va ora sui 9 metri con Mattia Boninfante. Qualche problema in ricezione per Padova, che riesce comunque a tenere in piedi l'azione. Tocca ora a Treviso fare gli straordinari, l'appoggio di Padova, l'apertura del gioco per l'attacco di Guzzo, che viene però murato. 20-18, nuovo sorpasso della formazione diretta da coach Michele Zanin, e c'è il time out chiesto dalla panchina patavina. Time out sul 20-18. Uno per Treviso, questa finalissima, primo e secondo posto. Vi ricordo che la vincente sarà direttamente qualificata come rappresentante del Veneto alle Squadre pronte a rientrare in campo dopo il time out chiesto dalla panchina patavina. Dicevamo, finale incandescente di set che potrebbe valere il titolo regionale per Treviso, ma per Padova, che sta lottando con le unghie e con i denti, potrebbe voler dire riaprire una partita sulla quale ci crede moltissimo. E intanto arriva il 21° punto per Treviso, +3. Coach Sabadin sta cercando in tutti i modi di spronare i suoi, rimanere lì con la testa, lavorare punto su punto per cercare di contenere la formazione trevigiana, che in questo momento si è portata in vantaggio. E arriva un ace che fa male, ace che porta la firma di Boninfante. Come ha detto poi anche il tecnico Angiolino Frigoni, è quasi un assurdo di come il servizio stia facendo la differenza in questa partita. Un servizio molto ficcante e perforante che fa il bello e il cattivo tempo. Cambio poi nelle fila della formazione patavina, in campo Thomas Perazzato, cambio che abbiamo già visto anche nei set precedenti da parte di coach Sabadin. Tiene in ricezione Padova, tocca ora Guzzo, viene ravvisata un'invasione, punto per la formazione bianconera. Attenzione, perché Padova non sta mollando un centimetro. 19-22 il parziale in questo quarto set.
tiene in ricezione Treviso, l'apertura del gioco per l'attacco dal posto 4, gioca questa volta di intelligenza, Marco Novello piazza a terra una palletta sui 3 metri, difficile da difendere per una difesa molto alta come quella di Padova. 19-23 Edoardo Cugnal al servizio. Tiene in ricezione Padova, tocca ora Guzzo. La difesa di Treviso è però messa bene, buono il lavoro anche a rete della Chioene che si trova ora a contrattaccare e lo fa questa volta con Riccardo Gatto che spreca un'occasione. 19-24 Edoardo Cugnala al servizio, match point per la formazione trevigiana. E arriva un ace pesante che porta la firma di Edoardo Cugnal che decreta Treviso campione regionale nella categoria Under 19 maschile. Padova ha lottato con le unghie e con i denti, ma alla fine la formazione diretta da coach Sabadin ha avuto la meglio. Ricordiamo che l'esito di questa partita ha decretato Treviso prima classificata e quindi detentrice del titolo regionale, che andrà diretta alle finali nazionali a Fano che si giocheranno il 9 e l'11 luglio prossimo, mentre Padova, seconda classificata del Veneto, ospiterà in casa la fase interregionale dal 26 al 27 giugno con il campione regionale del Friuli Venezia Giulia e la seconda classificata della Lombardia. Un grande applauso ovviamente a queste due formazioni che hanno regalato spettacolo qui sul parterre del Palastraelle di Borgoricco. A voi telespettatori non mi resta che augurarvi una buona serata e un arrivederci con le prossime finali regionali. Premiazione per la finale